cala un dì e un'ureta e sarebbe bene che al dì di Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio del Purcell, manca appunto giusto un giorno abbondante, e Sant'Antonio per i quali si fa il falò in alcuni posti, in alcuni non si riesce a fare, comunque dovunque lo si faccia, lo ricordiamo, lo veneriamo per tutto quello che rappresenta, e come lo fa i due anni passati vi proponi di, se mica falò del vostro paese o anche se il è, di fa un piccolo gesto, fa una preghierina o recita una filastrocca, pisa un lumin, un muculot, accendere un lumino, un segno, una candela, qualcosa sul davanzale della finestra del balcone, e possiamo metterci d'accordo alle 21 di martedì e recitare o una preghiera a Sant'Antonio oppure la filastrocca. Viene di tanti tipi, io un giorno di anni passati, e quella di quest'anno vi proponi questa qui che adesso vi fa vedere. Filastrocca di Sant'Antonio per chi verdila de per lui in compagnia e il del 7 gennaio 2023. Sant'Antonio del Leon e suonava il campanun e se rompu, Sant'Antonio si è scondù da una porta, gh'era là una donna morta, gh'era pistri candire, Sant'Antonio che andadre fino al vapor, Sant'Antonio l'era un sciur senza peccà, Sant'Antonio si salva in paradiso, Sant'Antonio e San Luis. Come dicevamo le altre volte, queste sono filastrocche tramandate oralmente, io ne ho raccolta qualcuna, l'avevo anche pubblicata nel nostro paese diversi anni fa, e se vi piace questa potete scaricarla, copiarla, fotografarla, e poi domani ci risentiamo ancora per dire un po' com'è andata, cioè domani o dopodomani, e casomai se qualcuno volesse mandare un commento, scrivere se l'ha letta, con chi, da qualche parte, se gli è piaciuta, e se sento. Intanto buon Sant'Antonio a tutti, ciao ciao.